Un'intesa che consentirà di avere sotto controllo le procedure che porteranno alla realizzazione di opere di difesa e sviluppo di un vasto territorio. È quella siglata tra il Consorzio di Bonifica di Burane e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, un progetto che parte dall'ente di bonifica modenese e che verrà adottato in altre regioni della penisola. Presidente Vincenzi, il Burane è tra i maggiori destinatari di fondi per investimenti utili al PNR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ecco, parliamo di quali cifre? Oggi il Consorzio di Bonifica di Burane è chiamato, grazie al Piano di Ripresa e Resilienza, a investire, a progettare e quindi anche a eseguire i lavori per oltre 200 milioni di euro sul nostro territorio. Sono lavori importanti, lavori che garantiranno maggiore sicurezza idraulica al nostro territorio, ma anche maggiore disponibilità di risorsa idrica per la nostra agricoltura e per il nostro agroalimentare. Con la Guardia di Finanza è stato quindi sottoscritto un protocollo, un'intesa che consentirà di tenere monitorato l'iter realizzativo con la trasparenza del caso. Ecco, somme così importanti era importante stabilire un rapporto franco e di correttezza e di lealtà tra noi e coloro che devono vigilare su quelle che sono le spese delle risorse così importanti per il nostro Paese. Allora proprio grazie al rapporto e grazie alla collaborazione col Comando Provinciale della Guardia di Finanza abbiamo creato un protocollo, abbiamo istituito un protocollo dove ci permette di scambiarci quelle informazioni utili per maggiore trasparenza e soprattutto per prevenire quelle che potrebbero essere delle infiltrazioni criminali che metterebbero in discussione quella che è la capacità di spesa dell'ente o addirittura la mala spesa di queste risorse. Questo è un rischio che non vogliamo assolutamente correre, perché crediamo che queste risorse, visto che l'Europa ce le ha date per migliorare le performance del nostro Paese, devono essere utilizzate con quel fine e anche qua vogliamo farlo nel miglior modo possibile. Comandante Capecci, quali saranno le azioni di vigilanza e di controllo per contrastare possibili infiltrazioni di attività mirate alla distrazione di risorse pubbliche, che sono tante? Sulla base delle proprie competenze la Guardia di Finanza può porre in essere diverse attività di controllo a diversi livelli. Innanzitutto, come l'iniziativa odierna, riguarda a livello anche preventivo, quindi avere dei dati per compiere l'analisi di rischio, per far sì che gli approfondimenti sul campo, quindi con attività esercitando poteri di polizia economico-finanziaria, di polizia giudiziaria, comunque riconosciuti agli appartenenti al corpo, solo nei casi ritenuti meritevoli, dove da questa fase di analisi di incrocio dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e incrociati con le nostre banche dati, fanno sì emergere dei profili di rischio che meritano un approfondimento sul campo. Quindi l'attività da preventiva e quindi di analisi diventa poi invece in fase pratica sul campo di approfondimento e a seconda di quelle che sono le irregolarità potenziali e rilevate poi può sfociare in procedimenti amministrativi ovvero in procedimenti penali, segnalando all'autorità giudiziaria eventuali ipotesi di reato. Le indagini partiranno anche nel momento dell'assegnazione degli appalti o ci sarà un controllo anche preventivo? Allora, il flusso dei dati, la comunicazione dei dati è previsto per step a livello iniziale e poi aggiornati con cadenza bimestrali, quindi sicuramente nella fase anche di assegnazione e poi seguiranno sul campo anche laddove ritenuto necessario in fase di esecuzione dei lavori. Direttore, sono cifre importanti, come sono anche numerose le opere che vengono attuate sul territorio. Vogliamo riassumerle? Ma in estrema sintesi abbiamo 4 interventi molto consistenti. Quello principe, quello più voluminoso anche in termini economici, è la realizzazione e la costruzione ex novo di un impianto idrovoro all'interno del nostro comprensorio che però fa da equilibrio in termini di sicurezza idraulica per l'intero bacino Burana-Volano. Stiamo parlando di 3.000 km² di territorio. Questo è l'impianto Cavaliera, un impianto da 60 metri cubi al secondo che, unito all'impianto Pilastresi, riescono a smaltire acque in eccesso sui territori per oltre 100 metri cubi al secondo all'interno del fiume Po. Questo è un impianto finanziato dal Ministero delle Infrastrutture per circa 50 milioni di euro e per una parte attorno ai 21 milioni di euro da parte della Regione Emilia-Romagna, ancora con fondi terremoto e fondi subsidenza. Quindi sono opere importanti che avranno dei tempi di realizzazione altrettanto importanti?
Ma i tempi di realizzazione sono molto stringenti. Il PNRR stabilisce che tutti questi interventi finanziati debbano essere conclusi entro marzo 2026. Quindi i tempi sono veramente ridotti. Tant'è che si ipotizza per tutti questi interventi un ciclo lavorativo 24 ore su 24, con più turni all'interno del cantiere e un utilizzo, un impiego di macchine operatrici importante, per non dire molto importante. Con il cambiamento climatico siamo ormai abituati a acquazzoni improvvisi e concentrati. Questa opera svolgerà una funzione di controllo anche su questo tipo di evento atmosferico? Quest'opera qui è nata proprio in quest'ottica. Noi abbiamo visto nel maggio 1996, perché ormai il tempo passa molto in fretta, maggio 1996 abbiamo visto certe criticità in termini di sicurezza idraulica sul nostro territorio. Proprio erano le prime avvisaglie in termini di cambiamenti climatici, cioè accendendo, mettendo in moto tutte le potenzialità che aveva il consorzio, l'acqua in campagna continuava a crescere, non riuscivamo a smaltirla velocemente come quando questa si è manifestata sul territorio. Quindi quest'opera qui va proprio nella direzione di fronteggiare, di dare una spallata di tenuta contro i cambiamenti climatici in termini meteorici. Il vostro ente ha fatto da apripista per questo tipo di iniziative, no? Per cui da Modena, quindi dal Consorzio di Burana, questo protocollo d'intesa vuole anche essere da esempio per tutto il territorio nazionale? Ma certo, noi abbiamo fatto da apripista, siamo il secondo consorzio insieme a un consorzio di Rovigo che ha fatto questo accordo con la Guardia di Finanza. È chiaro che di fronte a una sfida così importante che oggi il Paese ha di fronte, quella della spesa dei fondi del PNRR, ma soprattutto il protagonismo del mondo dei consorzi di bonifica, deve fare in modo, appunto, noi come enti appaltanti e enti attuatori, di essere maggiormente trasparenti rispetto a quello che è un percorso normale di spesa delle risorse e soprattutto dobbiamo mantenere altissimo il livello della legalità. Possiamo dire che abbiamo nel nostro Paese esempi virtuosi, ma anche purtroppo esempi non virtuosi di spesa pubblica. Ecco, noi proprio per questo vogliamo garantire ai nostri cittadini, al nostro territorio, alle nostre istituzioni, che i soldi che vengono destinati al mondo dei consorzi di bonifica siano soldi che veramente servono a quello che devono servire, cioè la maggiore sicurezza idraulica e anche maggiore disponibilità idrica, e che vengono spesi per in modo corretto, trasparente e legale. In questo modo garantiremo anche futuro ai nostri territori e maggior disponibilità degli enti come i consorzi di bonifica allo Stato per garantire questa spesa pubblica, perché il tema oggi non è avere o non avere risorse, il tema oggi è la capacità di spesa di queste risorse, in particolare con risorse che arrivano dall'Europa che il nostro Paese non ha mai eccelso rispetto alla capacità di spesa. Ecco, noi credo che vogliamo dare questa dimostrazione di essere in grado di spendere queste risorse.